Noi usiamo entra sul museo ferroviario. Sul museo ferroviario, tanto aperto in 75, poi in 74 hanno attivato una bella mostra in cittadella del museo, poi 100 anni di questa ferrovia in Sardegna. Poi hanno attivato sul museo, poi su direttori sanesi a Bofiu conservai tutta questa memoria di questa ferrovia. Poi accanto a cose diventano beccias, o da seganta, o città sfulianta, o come hanno attivato poi le locomotive da città torranta a mandare a Firenze. Intanto noi abbiamo studiato tutte le cose più belle e più becce che abbiamo gattau. Oggi vorrei raccontare tutta questa storia dei ferrovieri e della ferrovia. Sul museo è in faccia di Pedazza Matteotti, il suo numero 24 di questa ruga dell'Atari. Esti accanto a questa ferrovia non si vuole sbagliare. Vosotros da gattais accanto a questa stazione. Sul museo è aperto ogni sabato, da noi di mangiamo fino a mezzodì. E la cosa bella è che non si va da poi entrare. A Pustisi, de pesca stiai, a inter stazioni, poi in questa stazione a Gattaisi sa locomotiva 744 0013, sarà per smanna che ha viaggiato in Sardegna, e andare da Castedo fino a Terranova Pausania, che è Osizeria Olbia. Il zio mio anti viaggiavo con questa locomotiva e calinco una borda dei bitticchieri ci sei un trao di oro. Deu magatto in suo salotto del suo re Vittorio Emanuele su de Tresi. Come nasce la ferrovia in Sardegna? In 1861, quando è stato proclamato sul Regno d'Italia, ci pianta 2390 km di reti ferroviaria fattus in Italia, in continenti, in Sardegna mancuno. Poi te, che vemos a Iciagoa in questa questione? Toccherà che questa Sardegna veniva da secoli e secoli di dominazione strangia. Questo alla soverida sa mannas, malas a sanai. Sa terra traballara non ha pago frutto, sa pastoria aveva fatta con metodi di Sant'Igorio. Sul risultato del suo traballo basta già accampare sa famiglia e aborta smanco cusso. I paperi delle doganas di questo periodo contano traffico spago e commercio nuda. Era un'economia di sussistenza, cosa delle famiglie, della popolazione. Andare da malimpeuso, a posti della legge delle chiudende, posa abolizione dell'uso comunitario dei terreni, posa devastazione del suo patrimonio boschivo, la foresta primaria che fino alla fine del suo Settecento tuppa come un manteddu già è tutta la Sardegna. In questa situazione, su governatore di Castedo Mathieu ha tenuto una bella pensata. Ha pensato che ai sardus e a Sardegna da bisognare un medio per muovere merci, gente, a maniera di aggiorare su cambiappare, su commercio. E fino a vorrei spera di un benirore prosa ricco e prosa passo con sa stessa Italia. Questo medio, a pari di Mathieu, fia sa ferrovia. L'idea è pragia sul governo e già subito si funti cominciare a muovere cose. Funti stati presentati un mero progetto, tra questi è stato scioperato su progetto di Gaetano Semmenza, portato a nomini di una societari di finanzieri ingressos. È stato scioperato e si è cominciato a lavorare. In 1863 nasce proprio la compagnia anonima, che apposta sarà diventata compagnia reale delle ferrovie sardas, a capitale misto italiano e ingreso. A un certo punto, gli azionisti ingresos decidono di domandare a un personaggio di importante per la ferrovia sardas, ingegnere Benjamin Piersi, di piegare la direzione del traballo per cercare di individuare la compagnia dei troveas che davvero impoverendi. E Piersi accettara.
In su 1881, appunto de 20 anni dessa prima idea, funti già fattus già 400 chilometri, s'arrette e cumpria. Venire allunghiare poi in 2 anni appustisi, faccia a Golfo Aranci, onde ci viera un porto che arrenesciara a riciri navis prusmannas. Toccherà noi che in tutto quest'ultimo periodo Piersi è stato di importumano, posa risoluzione dei problemi tecnici, economici, fino a problemi umani. Questi problemi furono altrettanti troveas in suo cammino di suo progetto che poi una volta compreso è stato ha permesso lo sviluppo mercantile e comunicazioni tra i agenti. In su 1920 su Stato si fa in meri delle ferrovie sardas e le acontessias della compagnia reale entrano in sa storia. Quando veniera in Sardegna, su re Vittorio Emanuele su De Tresi, teniera un treno rotto a conto suo e della famiglia sua. Questo treno a Dolumanno è stato sderrotto dai bombardamenti del 1943, però si è arrennesciuto a recuperare parti della mobilia che d'arredara. Deus si usezia in suo salotto, che si è arrennesciuto a recuperare e a porre noi in suo museo. Questi mobilia un poco particolari, poiché è bascittedda, come ti vorrei dire. Si è arrennesciuto a recuperare su sofà, 2 poltronas e un tavolino a spuntas che si può ammaniare. Questa mobilia è tappissata con sasolo che è su colori della casa Savoia. Poiché chi le poltronas funtano bascitteddas, su sofà è già normali, le poltronas invece funtano bascitteddas. Su fatto è che su re via bascitteddu. E dunque, quando arriccia gente su sezio in su sofà, sa gente non poriera e si sezia in spoltrona il risultato usarta di isso. Dunque, hanno fatto a salestra per risolvere questo problema, hanno incursato i scambas a spoltronas. Questo è il suo registro dei suoi personali della compagnia reale delle ferrovie in Sardegna. Deus agattau con un corpo orba, famoso guidando e limpiando un aposento in crovettura della stazione accanto al relogio. E Deus agattau gusto. E si stette una cosa come troverre una ventana in su mondo del su 1900. Poi c'è scritto ogni cosa poi su personali della compagnia reale. C'è scritto su nomini, su sangunau, quando vi nasce a ondi, su traballo che va e su dinai che vi cada, pago. Iaia mia andrà sempre, su dinai del sul rei è pago ma è sicuro. Pago, posta gente comuni. C'è una persona, quest'uomini, con i smustazzi, l'ingegnere Bartolomeo Figari, che pigara 7.000 francos e un macchinista di pigara 100 francos e 50 reali. Cioè, è una cosa maccosu. Chi vede su uno guadagonico su di noi di oggi, questo pigara 1 milione di euro ogni anno. Cioè, chi dona a suo sindacato, ci crea non si vuole mai, una vertenza sindacale terribile. Ma questa cosa più spantosa che è Tau è poita dus promovianta e poita ci dus boganta. Una cosa è triste, qualcuno ci dà antibogao, poi è morto in la prima guerra manna, qualcuno ci dà antibogao, poi via beccio, qualcuno ci dà antibogao, poi non produceva lavoro utile, c'è scritto. Qualcuna cosa è più divertente, uno ci dà antibogao, poi dà antagattao,
dormiu, accanto a una botte di vino, poi ia furau su vino, si dovia da buffau e dantagatau, croccau, imbriago verde accanto a sa botte. E ci danti bogau, giusto. Un altro ci danti bogau, poi ha discuto savorau migliore. Non decidi, Boita, c'è scritto, è venuto a via di fatto con l'avvocato migliore, beh, circa Boita. Un altro Cidanti Bogau aveva scritto una lettera anonima, ma Danti Gassavo accettato. Un altro, dopo agattau a di zero, dice licenziato perché ebete. Non si doveva attaccare e canto Dante assunto. Boh, vabbè, comunque. Voglio contare una cosa. Questo zio è su babbo degli Aiumio e via da capostazione. Ti promuovi e si arrivava a fare su capostazione. Su quanto va a stare su Drenu, su capostazione, ti capirai su Cappello a Rubio e Castiai che passare su Drenu. Danti aveva avuto una punizione, poi su portare su Cappello a Rubio, ma portare alla finta da uno vicino alla desera, gli dianta regalavo, di via di troppo, beh, circa Boita aveva su Drenu con suo Cappello a Rubio su vicino alla desera, che erano un macco, Iaius Stefano.